26 ottobre in Sicilia, così. Amici di Bella Sicilia, buona domenica. Questa è la Sicilia oggi, bellissima giornata di sole, temperature molto alte e c'è chi fa il bagno. Non ci credete? Guardate un po'. Lì in fondo, non so se riuscite a vedere, ci sono due bagnanti, uno in spiaggia e l'altro si è appena tuffato qui in questo mare. Siamo in provincia di Messina, siamo a Sant'Agata Militello per augurarvi una buona giornata, una buona domenica ricca di eventi oggi in Sicilia. Noi più tardi andremo a Castelbuono, dove prosegue la festa dei funghi, il Funghi-Fest, ma oggi c'è anche qua vicino a San Salvatore di Fitalia, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia, è in programma la sagra della castagna. Siamo andati già ieri, abbiamo raccontato in anteprima i dettagli, i particolari di questa manifestazione. Andate in pagina per vedere i video. Intanto guardate, ecco lì chi fa il bagno a fine ottobre in Sicilia. Fateci sapere qual è la temperatura delle vostre parti. Qui la temperatura oggi è intorno ai 25-26 gradi e c'è chi sta ancora a maniche corte in pantaloncini. Un altro evento da non perdere oggi è nel comune più alto della Sicilia, Floresta, con Ottobrando, ultima giornata, ultima domenica di Ottobrando dedicata alla provola locale. Ecco, vedete lì, guardate, si continua ad andare al mare in Sicilia. E poi sempre qui, poco distante da dove ci troviamo, c'è Porcelli e Porcini, la festa del mangiar bene a Caronia. Anche in questo caso un evento che vi abbiamo già raccontato venerdì con il taglio del nastro. Un saluto va a Maurizio Giusi da Padova. E questo è lo spettacolo della nostra bella Sicilia. Ricordatevi di spostare le lancette dell'orologio, perché questa notte bisognava portare le lancette dell'orologio un'ora indietro, quindi avete avuto la possibilità di dormire un'ora in più. Ciao Carmela, ciao Rosanna, ecco, fateci sapere qual è la temperatura delle vostre parti, se c'è anche il sole, se c'è caldo come in Sicilia, come in questa zona dell'isola. Ricordiamo, siamo in provincia di Messina, a metà strada tra Messina e Palermo, e questo è il mare siciliano con vista Isole Eolie. E come dicevamo c'è chi fa ancora il bagno. Ecco, Elena ci conferma 25 gradi ad Acireale. Ci salutano anche dal Marocco, immagino che anche lì faccia caldo. Vi regalo ancora qualche secondo di immagine con questo mare e poi con le isole Eolie, Alicudi, Filicudi, Salina, Vulcano e Lipari. Vi mando un forte abbraccio, seguiteci in pagina, andate a vedere i video che abbiamo pubblicato in questi giorni, sono davvero molto interessanti, e seguiteci anche su Vivo Mangiando e Cibo Doc, le nostre pagine, le nostre piattaforme dedicate al buon cibo e in particolare anche alle ricette della tradizione siciliana. Un abbraccio a tutti da parte mia, da parte di Daniele, da tutto il team di Bella Sicilia, Onda TV, Vivo in Sicilia. Seguiteci. Intanto un saluto va anche a Valeria che ci saluta dal Veneto. Monica, ciao Giuseppe, che ci fa sapere che a Torino ci sono 20 gradi, bellissima città da visitare. E Carmela dal Belgio, fa un po' più freddo, ma dai, è normale così, 15 gradi.
Ci salutano anche da Parigi. Un abbraccio a tutti voi amici dalla nostra bella Sicilia. Domenica 26 ottobre così.